Non te ne andare. Io ti do 5 anni ancora, con il doppio di quello che guadagnava in quel momento. Io ho detto no. Io vado a una città, a Napoli, che mi sta aspettando, perché io, invece del soldi, preferisco correre dietro di una pala. Di punizione, piede sulla palla, la Spezia, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Sarò sempre lo stesso Diego il napoletano. La storia degli anni '80 ha fatto sognare noi, ha fatto sognare un mondo. Lui amava Napoli, amava noi, amava l'Italia. Maradona è l'unico che noi lo rendiamo omaggio con questo filmato, con la grande regia di Nunzio Pucca. Un applauso alla regia che ha fatto questo bellissimo montaggio. Lui rimarrà sempre nel nostro cuore. È un anno che è morto Diego Armando Maradona, è un anno che non c'è più. Abbiamo messo la storia del calcio. Poi dopo parliamo anche del grande Mario Merla, voglio dire, un applauso, e dopo parliamo del re della sceneggiata. E poi voglio parlare anche contro la violenza sulle donne. Purtroppo quelle che vediamo tutti i giorni si vedono attraverso i telegiornali, attraverso i web, stoppa la violenza. Una femmina non ha bisogno di un diamante, no. Una femmina non ha bisogno di una macchina di lusso. Una femmina per far felice devi guardare in dall'occhio, te le va sa, te le stringe, ci fa capire bene, non te le cattare i soldi, perché prima di accattare i soldi e poi distrugge, la picchi, la fatta. Signore, un applauso
perché è lui che mi affiancherà sempre a Babuscia. Contro la violenza delle donne, dopo mandiamo un bel messaggio. Brava Babuscia. Babuscia, Sì, accomodato. lo so che io... Buonasera a tutti. Bravo. Di voi. In casa, fuori casa, YouTube, Instagram e TikTok. Miss? Grande. No, che paese è? È una nuova piattaforma questa? Sì, È una nuova piattaforma. Babuscia, sì. a te ti hanno soprannominato o sciupa femmina. Veramente. Sei troppo chi ne femmina. papà. Talmente che te ne femmina. Sì, tengo che la Di me ne mi è pubblico. arrivata la telefonata a bar che aspetta un figlio a bar, è vero questo? Sì. Ma è tuo figlio? Oh, ma questi Tu hai detto volevi fare... No, tu hai detto volevi fare il DNA. E di indiano, andate. Come? E di indiano. A degli indiani. Ah. Ecco facile, il DNA. Ah, poi vediamo, scopriamo se è tuo Allora, figlio. piano piano si sa tutto. Allora, visto che parliamo di essere sempre un sciupa femmina, Sì. che tu sei quello che viene più amato dalle donne su TikTok, di questa grande piattaforma che si chiama TikTok, io veramente lui è circondato dalle più belle donne, Ma è regolare. femmine. Fermatevi, un po' di silenzio. Non ho capito È regolare, oh, scusa. di che cosa. Pieno di donne. Io devo fare un bacione a tua mamma che ti ha fatta così bella, Veramente. a così fresca. Sai, mi piace pure il vestito che ti hai messo in cuore. Bellissimo, eh? Mamma mia, che elegante. Hai fatto un grande successo a Teatro Cilei, Un bacione a tutti, Un bacione a tutti gli amici. Canale 21 e Teatro di Cirene. Lo possiamo dire, Un bacione. la famiglia Torino di Canale 21, una storia. Wow. Ragazzi, gentilmente, questo è Babuscia. Un attimo solo. Vabbè, è arrivato il momento un po' di pubblicità della redazione, qualcosa dobbiamo inserire. Si è dimenticato. Vabbè, lasciamo stare, fermiamoci, dopo la pubblicità. No, perché Bene. non sai che era uno scherzo, invece no, è tutto preparato. È tutto preparato questa cosa. Io niente ho preparato. Non ho capito? Niente ho preparato. Leo. No, è preparato. Prego. Quando ti ha dato per fare la pubblicità questo artista? Quando? Quando ha grattino darà? Niente. Sicuro? E perché belle buonisce di promozione? Informazione esce belle e buone, scusa. Oh mamma mia! Tu quando belle e buone fai un sconto in un magazzino. E che c'è azzecca un magazzino, Babuscia? È come lo sconto, scusa. Bello sconto, che c'è azzecca bello sconto! Va bene, come dicete voi. Madonna mia, Madonna mia! Quella, vado a visto. Fermo. Pronto? Pronto? Babuscello? E me ve lo passa. Babuscello non sa chi è, vedi chi è? Non lo so. Pronto, buon pomeriggio, Leo? Prego, ci senti? Sì? No, è ancora presto, ancora soria. Ah, ho capito, e allora si sta facendo i riposati, Un rosario. va bene? Sta facendo un rosario. Sì, ma dopo ci siamo, perché siamo quasi in attesa di un grande progetto, Leo. Mamma mia, che sta Va succedendo? bene? Ciao, ti faccio un bacio, buon pomeriggio. Passi il Ciao. direttore, passami a me, passami a me. Prego, il dottore, un attimo. Il dottore, laureato in medicina. Pronto? Pronto? Lei non si deve permettere di chiamare in diretta. Ma lo sa che non siamo in diretta? E appunto che chiama a fa? Non chiama più, ciao. Giorno. Mi fanno una cazzata Babuscello. Va Allora bene. io voglio dire una cosa. Presentiamo direttamente dalla Puglia. Abbiamo anche la Puglia qua. Dopo mandiamo anche i siciliani che le hanno preparate. Va bene. Buonasera, eccola qua, la più grande TikTok, anche lei. Buonasera. Presenti dal pubblico. Come ti chiamano, Sinnata, Rovino, Sono Daniela, vengo da Bari. guarda la telecamera, il pubblico è là. Niente, questo è. Sono Daniela, vengo da Bari e faccio TikTok. Punto. Guardate, Babuscello, alla mia destra, poi televisivamente poi pure a sinistra. Presentati, Buonasera, io sono Giusy e vengo da Sarno e sono una TikToker. uno dei fortissimi, a te va forte ma fa TikTok. Un applauso a queste grandi donne di TikTok e poi dopo abbiamo un'altra sorpresa, ancora una sorpresa, ancora un'altra sorpresa ancora più bella. Allora io voglio mandare i video più gettonati su TikTok direttamente agli amici miei della Sicilia che vogliono conoscere la nostra Napoli. Se la regia prepara quei
la Sicilia, ok, vai. Ciuri, 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 ciuri. Da domenica mattina ci a mettere la benzina e mi uca una schedina. 20 ore a 2,5 a sconfitta da Roma, io pareggio do Verona. Cosa è? Vincenza chi soldi, tornai a casa fretta e non trovai a bulletta. Ci spiai a me moglieri e mi rissi caitao. Che canzone è? Chi combinasti tu sei una pazza, c'erano i soldi per tutta razza, una cosa sola ora io faccio. Cosa fa? Me ne vai ora a casa e talle pendò. Cosa pensa? Che il pubblico dice quella cosa? Ma quando una nottata mi finiva in mezza strada, c'è le muglieri sidiata per cuppe una minchiata. Ora mi faccio coraggio, ci vaio sotto a casa e ci canto una bella canzone. Caso mi marita stasera maruna, amore fammi chiamare. Per 4 foto WhatsApp non mi va lasciare né significi scattiare. Tu devo pure in ginocchio, voglio solo te, ti prego fammi chiamare. Appena arriva volando mille scappare c'è l'arresti domiciliari. Sti cosa mia però tu non mi puoi fare. Eccoci qua, un bacione ai nostri cabarettisti siciliani. Dopo la Sicilia c'è la Puglia, però io devo spiegare una cosa molto importante, ragazzi. Il TikTok oggi è una piattaforma più potente, più forte che esiste sulla faccia della terra, perché dà la possibilità loro, a noi, gli artisti, i cabarettisti, di essere sempre più popolari. Un applauso alla dedizione di TikTok Television. Poi, se la regia lo sa molto bene, quella telefonata regia, ti ricordi un sciupa femmina che è successo, il maestro Leo Ferrucci, che ha combinato? Allora, Babusci, Sì, ma perché sei circondato delle belle donne? è perché è la vita. Ma la vita ti viene sempre a te, la vita. No, è perché quella è una rotalia. Non ho capito? È una rotalia. È una ruota, che cosa significa? Fai l'interprete per piacere. La ruota. Ah, è una ruota! E gira sempre, un lato tu è sta Bravo, ruota. e quella è come una muoia. E allora è una ruota di scotto. Bravo, bravo. È una ruota di scotto. Bravo. È una ruota di scotto. E bene sempre a tutti si filmano. E poi sto vento. O vento del potto. E ne pochi vento un lato meno bene mai. Ma perché Babusci così più belle vedi? Oh, ma come state bene con questa campagna? Grazie. Bellissimo. Babusci cagnate sfondo. No, la canna di cavallo non si piace. Come? La carne di cavallo ti piace? No. E che ti piace? La ciuscia. Come? La ciuscia. Allora io che ho preparato, se la regia è pronta, potevo ballare questo dedicato a te e con le tue donne che ti vogliono bene. Vieni qua, Oh. vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fammi un po' più qua. Si non sciupa femmina. Tu ti sta accorto perché poi se acchiappa una femmina, Sì. ti fa chiagnere, Ah, fa già. Come che la Puglia? Abbiamo due giovani, ci siamo. come che della Puglia che aspetta un bambino, un pieno. Siamo pronti? Tieni per soprannome sciupa femmina, perché ti piace scegliere e cagnare. Si è diventato casa nove nave, e pigli toppe là, se la parla, scende promesse spose, ma una bugia una scusa, con una briaca di vase, prova sempre a tapparare. Sciuma femmina attenta a te, che la femmina è senza donne. Se tu sei non date una donna, vive non ti fa incatenare. Tu quali fatti tante, ma se pigli in quantità, puoi trovare
una macchina santa che tutto male da papà. Allora, questo è Leo Ferrucci, il maestro Ferrucci, che l'abbiamo ospite qua. Prossimamente anche lui qua, perché deve presentare un artista che è ospite con me stasera qua. È una produzione discografica che lui sta curando, che dopo lo presentiamo, perché canta bello il suo audiore, si lo dica canta buono. E poi ci sono anche altri artisti bravi che noi presentiamo. Allora, se la regia rendiamo omaggio a grande Mario Merola, sono 15 anni che lui non c'è più. E io veramente... Allora sto maestro Trasara, oppure pure l'augurio di Natale. Ma chi? A sto maestro Trasa. Il maestro è Mario Merola. No, il maestro dopo ha detto maestro Trasa. Ah, pure l'augurio di Natale. Perché a Natale in onda ci stanno nati qua. Vabbè. Vabbè, ma noi gli grattini siamo pronti? Di qua, ecco. Festival di Sanremo. 1981. Il maestro Giordano, maestro, ha scritto Chiamate Napoli 081. Un grande successo, il prefetto Giordano di Frattamaggiore, che non c'è più, Pino Giordano è scomparso, quello che ha scritto anche Ipocrisia, la gente non lo sa, che l'autore è di Frattamaggiore. Noi ci inchiniamo a questa grande storia, scusatemi la regia, io voglio rendere omaggio al grande Mario Merola, con questo brano, i suoi 15 anni che è andato via. È andato via Mario Merola, non c'è più, ma rimane sempre nel nostro cuore, rimane sempre in da storia. Chiamate Napoli, Festival di Sanremo, 1981. Mario Merola, regia. Chiamate Napoli 081. Chiamate Napoli 081, Mario Merola. Pronto? Nanni mi sente? Sono Salvatore. Io voglio ricordare sempre la grande agenzia ASTV Music di Sant'Antimo, che sono delle persone bellissime, delle belle persone che danno la possibilità a voi artisti, veramente, a ragazzi, voi, seguite. che voglio ricordare che Questa l'8 dicembre, ristorante La Landene, c'è un grande evento, una grande cena spettacolo con tutto il gruppo di TikTok Television, ricordiamo anche questo. Un applauso a questa grande agenzia, eccola qua la locandina, grazie sempre RTN Taggato Napoli, andiamo in diretta anche su YouTube, andate anche su YouTube, rimarrà sempre con noi, ma andiamo in diretta anche su YouTube. Siamo in diretta sulla live di Grande Babuscel, che non so quante persone stiamo, sia la Valletta va a vedere un po' quante persone abbiamo in diretta su questa live di TikTok, grazie. Un applauso a Stefano, il direttore di questa grande agenzia. Guarda. Allora, ne siamo ancora pochissimi, purtroppo è un po' l'orario. Ma noi abbiamo poco, ma poco, visto che la benzina è aumentata, arriviamo a chiudere. Aumenta pure un po', non sapete? Pure un pane. Io faccio la casa sul pane, a la farina non faccio. Perché tua mamma non sa fare il pane, allora, io voglio mandare un grande saluto all'editore di questa bellissima televisione che è Jenny Puger, che è una storia. Un applauso al nostro Jenny Puger e la nostra regia
Nunzio Cuca, una storia anche lui, bravissimo. Ciao, mi voglio bene. Allora io devo guardare sempre centrale e quando sto in piedi, me l'hanno detto così, attenzione, se dove potessi, da tutto potessi molto. Invece quando sono cassettata gioco a sinistra, pensa a sinistra. Pronto? A sinistra, qua, ma ha rotto un orologio non tengo, babbuccino. Quando mi fai un regalo? Belle buone. Belle buone mi fa un regalo a babbuccino, questa è una cosa. Ma non ci capito, belle buone. Belle buone. Mi fai un regalo. A sorpresa. Che lì c'è belle buone. Babbuccino, parliamo un po' di quello che sta succedendo a Bara. Ma veramente su creatura e figli a te. È quasi quasi. Allora aveva ragione. Quasi quasi. Allora perché voi dietro DNA? È perché lei si sa tutto. Come? Si sa tutto. Ah, si sa la verità in un DNA. Si è salato e dolce. Babbuccino, e se su creatura scessa nero? E cioccolato. Il colore, voglio dire, colore mulatto, non nero, perché nero è bruttissimo questa parola, scusate. È lì. Abbronzato. Lo facciamo come tubato. Lo facciamo? Come tubaco. Non ho capito, che cosa ha detto? Tubaco. Nemmeno io. Ci vorrebbe un traduttore. E chi è? Bravo, è lui intelligente. Che lo Lui facciamo? è un ragazzo molto intelligente. Tubaco. Poi là dove ci mi preoccupavo. Ah, la fa cubare. E cavoli sono andato. Hai capito bene? Turbato. Che tu? Oh, no, quello è turbato. È un po' tubato. Ah, ricordati che lei in Italia, a me te, si pure ospite. Io voglio preparare un altro speciale, veloce, ricordando il grande Patrizio, dopo però, preparalo, dopo, però è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. Prima di questo brano, che abbiamo? Allora, un applauso alla nostra Flora, la TikTok, anche lei fa parte del nostro contesto. A chi abbiamo? Come ospite Gaetano Setola. Un attimo, lo vogliamo presentare questo bravissimo Gaetano. Presentiamo il prossimo artista Gaetano Setola. Facciamo vedere, perché lei è un grande personaggio di TikTok. Gaetano Setola. Ah, Setola. Ciao, salve. Vieni qua, però il microfono non te l'hanno dato, vedi? No. Adesso vado io, ho la valletta, va a prendere un attimo il microfono. La valletta, dai, scusa. Madonna mia, il microfono, grazie. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Ma perché non mi avete microfonato anche a me? Ma tu devi cantare. Ho capito, però Con questo non ti posso far cantare. hai ragione, giusto. Guardiamo la telecamera, guardiamo le vieni qua. Ok, Lui è giovanissimo, sta andando abbastanza. Lo conoscono tutte le ragazzine. Quando lui canta, fa sognare, poi fa parte di una grande produzione che io conosco molto bene, che mandiamo Salutiamo Biagio, ciao Io? Che cosa c'ho? Che cosa c'ho? Ah, scusatemi. il microfono. Vabbè, dopo lo sistemiamo un attimo. No. No, non ti preoccupare, Babusci, eccolo qua. E dopo vi facciamo qualche piccola intervista anche a lui. Poi te lo faccio fare Babuscirlo. Oh, non ti preoccupare, lui è un grande presentatore. Allora, siamo pronti? Il brano che ci presenta. Allora ti presento un brano che diciamo a me mi ha fatto conoscere quasi in tutto il sud Italia, pure all'estero, perché noi napoletani stiamo per tutte parti, no? E questo è un brano che io, devo dire la mia verità, non mi volevo neanche prendere, perché parla sempre stamante, sti cose. Ma il maestro Francesco Francese, l'autore che ben Amico mio, lo possiamo... Ricette, guarda Gaetano, ricette, pigliate questa canzone perché per me è successo. Sì. E diciamo che lui ha parlato con Dio, perché siamo a 2 milioni di visualizzazioni su YouTube e poi mi ha fatto un cuofano TikTok
la piattaforma. Lo so, ecco perché sei qua, ospita il nostro programma TikTok Television, perché noi andiamo a prendere tutti gli artisti che fanno parte del gruppo TikTok Television. Sì. Allora prendiamo tutti questi bravi artisti e li presentiamo nel nostro programma televisivo, ok? Non lo so, qua la telecamera devo guardare, grazie alla regia. Un applauso alla nostra regia di Nunzio Puca, grazie. Grande Nunzio. Siamo pronti? Ascoltiamo. Siamo pronti? Ascoltiamo. Voglio Vai. ascoltare. Vai. Qua puoi cantare. Di là no. Alla no, vai. Non mi chiamate come mai per dire si scende e sto ancora a t'aspettare, ma viene non fa niente. Si per te è importante kill, tu dimmi lo faccio, ciamma perdere. Io mi sono stancato, mi prometto di lasciare, ma che sti parole, dimmi che mi lascia fare. Stasera non ti fai vedere, è bene sempre prima me. Susciamo che non sape, niente che tu mi appartiene, ma ce l'hai raccontato mai, che senza me stai male assai. E se ti spoglio via in mano, meglio coppa bella. Stasera ti voglio vedere, vedo che a foto sta con me. So già 3 giorni che ti tengo fissi in pensiero. Voglio fare amore, vita mia, che ce ne faccio una pazzia. Ti vengo fine sotto casa e le dico la verità. Faccio mannata non te fa che il messaggio a vola. Non mi hai risposto come mai perché mi tratti male. Tu questo amore sei convinto o tu pensi che io ti voglio sfottere. Si ci metto cuore spero che si sulla mia. I morissi sì mi raccontassero a voce. Stasera non ti fai vedere, è bene sempre prima me. Susciamo che non sape, niente che tu mi appartiene, ma ce l'hai raccontato mai, che senza me stai male assai. E se ti spoglio via in mano, meglio coppa bella. Stasera te voglio vedere, vedo che a foto sta con me. So già 3 giorni che ti tengo fissi in pensiero. Voglio fare amore, vita mia, tu ce ne faccio una pazzia. Ti vengo fino sotto a casa e mi dico la verità. Voglio vedere, vedo che a foto sta con me. So già 3 giorni che ti tengo fissi in pensiero. Voglio fare amore, vita mia, tu ce ne faccio una pazzia. Ti vengo fino sotto a casa e le dico la verità. Buonasera, scusate. Buonasera. E niente, salve. Ditemi. Allora sto facendo questa promozione della Camomilla, perché io in un periodo che bevo tutto quanto a girare. Allora ho tolto i fantasmi e mo sto bevendo la Camomilla, perché stanno tutti quanti a girare, su fatto virus, stanno a bere bottiglie di vino russo. Per quanto riguarda il tampone, tutti quanti si vanno a tamponare. Io sto portando la Camomilla per te rilassare. A rilassare, non pensare, se no la testa se ne può andare. Ma scusate, chi va mannato? Sono venuto solo io. Non sapete dove lo trovate? Non so, perché ho saputo che giri tanta concessionaria, giri tanta posto. Ma questo è un bar all'interno di una struttura. Però ce l'ho giù fuori, si chiama Borzacchelli. Stefano, sì, ma noi eravamo in Campania. Teniamo pure un bar, ma che non mi fa Camomilla? Amore dei tesori.
I soldi non ne teniamo. Ah, però tenete l'umiltà, ci visto, siete persone che facite La camomilla non ci serve. La camomilla può calmare, lo sapete? Non ci serve. No, allora ma guarda quanta camomilla tengo che allora ci sta vicino a me, Massimi. Sì, cagna prodotti, cagna articoli, io lo voglio acquistare. Ma ho portato la camomilla per farti quanto calmare. t'aggerà la camomilla? Ma sì, è per te perché mi sei simpatica, ti dico la verità. Ti mi ha dato lavaggi infinite che mi fa impazzire. Io te lo regalo, compagno mio. No, ma vieni a qua, non voglio essere niente regalato. E mi fai rilassare pure a me. E mo chi? E una volta che mi può regalare, mo ti regali una cosa a te. Ah, tieni la macchina. Tengo la panda. E battela a lavare. Grazie, vita. Ma senza niente. Ti voglio bene. Va. È venuto a paricato un po'. Ma vai a lungo la macchina con quello lungo. Mannaggia cattarella, mannaggia. Ma è giusto da pane. Che combinato qua? Figlia chi? Se non ci troviamo qua. Buzzacchella, giugia. Buzzacchelli. Buzzacchelli. Sono 30 anni che sbagli sempre. Ma mica sono Buzzachelli, Buzzacchelli. Buzzacchelli. Allora si trova giugia. Oh, sta giù bene gamba. Prima pure un frate nostro. Stai chiamando così. Guarda che sei combinato. Vai a rugiare, sei quella la macchina chi? Chi si è ma lavoro in nero, gli ha passato Che stai facendo? Ma che stai facendo? Stiamo cercando di scrivere qualche canzone. Ancora? Ancora a scrivere? Perché no? Sta da scrivere? Sta da scrivere, sì. Ah, ma scrivere sempre? Sempre, perché mi ci hanno mai fermato, no? Bravo, per dare più valore alla canzone alla napoletana. canzone napoletana. Hai qualche idea? Sì, tante ce n'ho. Prossimamente. Prossimamente tante. Ma puoi qualche domanda al nostro amico a te? Vai. Che mi dici? No, fagli un po' di interviste, vai. Ma è una cosa buona, maestra, è una cosa sì, per Papucci. noi, dei bambini. No, è una cosa, ha fatto una cosa molto particolare che a breve... No, ha detto noi bambini, hai sentito? No, noi bambini, perché chi le creature? E che ne sacci? Che sono creature? No, i bambini è una cosa... No, ho fatto una cosa che la possono ascoltare tutti, i bambini, è una cosa un po' molto più diversa da quello che canto. Una cosa più rap, dici, capito? Ecco, una cosa... Bravo. Ah, può parlare pure un babuscello. Può, mamma, che è bellissima. Va bene, E allora la prossima puntata... Sai come si intitola? Sai come si intitola? Vuoi sapere? Quando non c'è lui, mi chiama. Fallo dire a lui. Come quando non c'è... No, italiano. Quando non c'è lui... Non c'è Lulio. Quando non c'è lui, mi chiama, dici. Quando c'è lui, italiano. ti chiamo. No, le devi dire in italiano, dillo in italiano. Quando non c'è lui, ti chiamo. No, napolitano. Ti chiamo. Bravo, dici una volta. Quando c'è lui, ti chiamo. Bravo. Allora, io bravo. ti auguro tutti i beni di questo mondo, Grazie, come l'ho fatto grazie. sempre con tutti i giovani artisti. Ma ora nasce questa chitarra a me. Infatti. No, perché nel genio... è la roba. Ma che è la pala? Ma sta guaglione sta sempre così, a me non ha un microfono. Ovvero, ma che lei para statuina. Ma tu vuoi fare qualche domanda tu? Vuoi fare qualche domanda? È meglio che non fai domande. No, perché? Perché lei è brava su TikTok a fare polemica, bella, si appiccica con tutto quanto. Ma mo ci mamma, no? Su TikTok, mi dai la parola. Va bene, promesso. Me la dai la parola? Non so che fare, io ho fatto da... Bravo, hai capito? Vabbè, facciamo una cosa. Facciamo un bel stacchetto. Il mio stacchetto 081 show, lo mandiamo un attimo. Se la regia mi manda questo piccolo stacchetto, perché il babuscello mi vuole parlare, ma io già mi sto preparando, babuscello. Hai chiesto? La chiama proprio... No, non lo faccio, io sono bravo. Sono bravo. Facciamo questo stacchetto, vai. Salutiamo all'artista. Ciao ragazzi, è stato un piacere. La prossima. Ecco.
mia cara madre stava a trasì Natale, da sta lontana più mi sapeva, come volia l'umato a trapiantare, come volia sentire lo zambugnare, e ninna mia facita lo presente, iattava la mattina, o piatta mia, facita ogni sera, da vigilia, come si miezza lui, stessa morire. E già la nostra lacrima sta meria, a noi napoletani, a noi a caccia di anima, o come amare, sto bene. Lacrima napolitana. Questo è prossimamente abbiamo qua 3-4 puntate natalizie, fine gennaio, delle cose molto belle di Natale, la tradizione. A te ti piace il presepio? Sì. E come ti piace il presepio? Cinepaglia. Cinepaglia, e perché sono fatti cinepaglia? Perché stanno belle cavi i pastori. Ah, perché dici che si muoiono i fritti. Bravo. Babusci, Sì. tu sei nato sempre a Torre Greco quando ti annunziato? Sono annunziato, di solito sono annunziato. Il giorno te lo ricordi? Il 17 febbraio. Il 17 febbraio. Sempre mercoledì. Sempre mercoledì, l'orario mi sembra alle 11. All'11:40, 11:20. È nato Babusciello. Sì. È nata la storia di TikTok. Va bene, grazie. Dimmi una cosa, Babusci, ma Sì. tu Pure te lo quattro. ricordi quel brano? Sì. Cucù Tetè? Allora mi ricordo. Lo ricordi? Allora. Ma chi l'ha scritto questo brano? Mi scritto a me un maestro. Un maestro sarebbe Sasà Bonavita, Buona vita. quello che stava con Gaetanino. Sì, un bacione pure a Gaetanino. Gaetanino, che mandiamo un bacione a piccolo bacione. Gaetanino, che poi cerchiamo di portarlo qua perché è uno dei bravi Allora, noi di ci va, TikTok, allora. e lo porteremo anche lui Su. sicuramente, perché Gaetanino merita, è colui che l'ha affiancato per tanto tempo. Durante la pandemia hanno fatto delle belle cose insieme, milioni di ascolto su tutte le piattaforme, e Sasà Bonavita, è amico mio da anni, lo sai che lo conosco da Non una lo vita. so, allora. Il papà volete fare diretto conmigo, Ah. il papà volete fare diretto conmigo. Un bacione al papà di Sasà bacione al Bonavita. socio. Allora io voglio invitare il nostro amico Sasà Bonavita. Cucù, che te, se la regia prepara un attimo questa canzone, vieni qua. Io ti voglio. Basta mare, per me. Vieni qua, Basta. vieni qua, perché dopo ce ne sono tante sorprese. Basta. Vedi? Allora, adesso è arrivato il momento di invitarvi, di ascoltare e a vedere questo duetto di questi due grandi, perché veramente sono. E poi uscirà giovedì prossimo, abbiamo il brano nuovo, mi sembra, giusto Salvatore? Sì. Ce la facciamo? No, di inserirlo adesso. Quell'altra settimana, dico io. Ancora l'operazione. No, però prima di questo. Perché sono ospitale, vieni qua. No, prima di questo voglio dire una cosa che ha fatto prima di fare questa trasmissione. Perché c'è una telefonata. Guardiamo le telecamere, Io ho avuto dimmi. una telefonata in un funerale, il padre di un amico mio. Funerale l'hanno chiamato, che è Oh. successo? E c'è scritto proprio guarda che lui ma è un funerale. Pure un domani. funerale. Secondo me è proprio scelto. Cioè, tu non sai niente, Leo. A me nessuno mi ha invitato. Come Ma non perché? sai niente, oh? Perché quando muore una gente vita. Perché quando non c'è da no, fammi capire che cosa è E a combinato. me nessuno mi ha invitato. E perché vai alla festa? E vai a un Chi è un funerale. funerale? Ma nessuno mi ha invitato. O funerale? Ma perché a cantare e a ballare? E a chiagnere, a babuscire? Veramente. È morto! No, questo è Veramente. È morto! Ma sta uno che sa Ma chi è morto per alla fine? Aspetta, non mi ricordo siamo stati. Siamo stati a una festa. Coppa che la strada se uno che là con fuoco vicino, la cosa. Vabbè, la donna Pasci.
Mo, a pigliare sei passare, ma che fa freddo e ti un fuoco al naso. Fa cavolo e ti un fuoco al naso. E ma perché? E ci trovi perché se chiamo cotto e chiamo crudo. No, no. Chiamo cotto e chiamo crudo. Tu come vuoi? Crudo. La carne di cavallo. Crudo. La carne di cavallo. Ti piace la carne di cavallo? No, la carne di cavallo mi piace. No. Prego. Vai. A me come da mangi? Forza! Ti piace la carne di cavallo? No. E che ti piace? La donna. Cucù, invitiamo Flora di TikTok e Giusy di TikTok. Buonasera. E poi non lo Ciao, so Giusy. se vuole venire, ma penso di no. Vieni qua e invitiamo la nostra Bari, vieni qua. 3 belle donne per questo grande balletto TikTok Television a 081 Show. Sono sempre preparato, a macchina pulita. Se mi compagna gira per città. O sera rotta voce, la storia vola vola. Poi ci fa mamma se mamma canta. Cucù te te, ballate insieme a me. A ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti facciamo impazzire. Cucù te te, venite appresso a me. Non vediamo a Giuliano, facciamo la movina. E poi cucù te te. Tengo sempre un sorriso, sono semplice e preciso. Io tutto quando mi faccio parlare. Lasciamela da storia, non dico tocca a volo. Poi ci fa mamma se mamma canta. Cucù te te, ballate insieme a me. A ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti facciamo impazzire. Cucù te te, venite appresso a me. Non vediamo a Giuliano, facciamo la movina. E poi cucù te te. Cucù te te, ballate insieme a me. A ritmo di canzone, che sei una cosa nuova. E ti facciamo impazzire. Cucù te te, venite appresso a me. Non vediamo a Giuliano, facciamo la movina. E poi cucù te te. Grazie. Pidora rossa. Signori, è arrivato il momento più magico di presentarvi il nostro venditore ambulante. Ma che vuole? Mi ha chiamato, ha detto posso entrare? Ma che poi a te hai tanto tu ci promesse di cattare roba manaisa? Buona vita, rimane un poco qua. Vieni un po' a qua, voglio sapere su fatti su venditore. Non lo fate entrare per piacere. Sì, ci serve i cassettini, fammi da, Ti pisi i cassettini? No, è piccato. Guarda là, guarda. È piccato. No, voglio vedere. Guarda, madonna, non ne vuoi scappare, no. Come si chiama il No, ma busce. Perché? Come si chiama il No, ti prego. Te l'hai visto? E t'ho paura. Cade ci va la mascherina per l'uomo, cade ci va la mascherina per i piedi, ma busce. Madonna. Ma uscire si copre. I guardaslini. Come? I guardaslini. Facciamo quello che l'ha inventato. Colui che l'ha inventato questo schettino che lui ha voluto venderti sì. per forza i cassettini. E lui si chiama come si chiama? Massimo Fantasimino. Buonasera. 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 Mi serve l'upano. Che ti serve? Capo, buonasera. Buonasera, eccolo qua, ecco il nostro venditore. Come si va? Ma come sta bene? Ma non ne ha due sta giacca? È perché io mi capo. Che sta donando Peppe? Innanzitutto sono venuto qua, ciao scusami Salvatore. Una faccia sono venuto per me. Lei non può entrare. Allora, il direttore ci mando via tutti. Papu, devi direttore, sapere. un attimo. Allora, devi sapere. Direttore, sto arrivando. Direttore. Allora, aspetta un attimo, guarda che ti hai portato.
Papu che si serve per fare o pupù. Ecco, non tu... Non bagno, la tazza. No, perché qua stiamo vivendo in un mondo di... Cacchica. E quindi voglio ci abbiamo salvato, perché la maggior parte i stronzi stanno a galla. A galleggia. Perciò. E poi innanzitutto ti ho portato un'altra cosa. Ti ho buttato un'altra cosa che ti serve. Che non sono stato io. Allora, ma siano a me. Allora, quando andavo con Modina e mi trovo fantasmino, un attimo un coppo telefonino. E se poi non lo trovo, come ti piace a te, io piglio la cottone e tu così. Ti faccio la fettuccia. Chissà come si chiama? Un calzino. Quello che te lo vedi? Le petaline. Non sono stato. Scusa, staccate questo telefono. Un attimo, parlo con te. Te puzzo petaline, perché non ho cattato a farsi vino fantasmino. Ecco perché prima ho sentito. Ma hai vicino a me, maestro. Una puzza strana. Ma ti capite che hai? Sono di Sono di no, so chiamare i pompieri. Perché ti puzzano i piedi. Perché ti puzzano i piedi, i pompieri. Allora, aspetta, ti voglio dire una cosa. Tu sei vicino a me, Massimo, sei un venditore ambulante e ti metti di Pompea. Pompea? No, è di scappata, è una fermata dopo, scusa. Un attimo, Massimo. Direttore adesso, io non voglio pigliarsi responsabilità. Direttore, il venditore non l'ho fatto. Ok, domandato, fatto. Direttore, non l'ho fatto entrare io, direttore, ve lo giuro. È stato lui. Quindi a prendere questo. L'ho venduto pure la carta. No, gli dà la coppa, moi, e dopo pide proprio dono. Allora. Il direttore vuole parlare con te. Allora. Vai, guarda la telecamera. Guarda la telecamera. Pronto? Buonasera, direttorios. Ci senti? O stai aiuto, ne ito? O vado di no? Ma di là. Sei la cara a casa, allora. Come? Ah, ho capito, Leo. Hai capito il direttore che hai detto? Hai capito che hai detto? Capisci? In da tre trazze. Due tazze strette, da tre strette. Direttore, sta guardando il direttore, non c'è. Prego, direttore. Ma sta a casa, vedi che ti sta guardando. Ah, sta a casa. Tre in da tre trazze. Mo che sta, ci posso fare una domanda, mo che sta con il direttore? Prego, un attimo, tenere che increppo. Non ho capito cosa dice. Putuca, lo faccio dire da Papuscella, e ti la dici tu, Putuca, ratami un prosciutto, sprosuttatissimo. Putuca, spuzzato. Vai con lo stacchetto per piacere, fammi due stacchetti, ma 082, ma proprio quelli secondi, mi tocca tutti e due. Direttore, a me io non ho fatto trasire a questo signore, chi sei un colpevole, il direttore, chi si ci sta cerendo, ma che ne c'è? Guardate qua, e c'è una carta igienica, che devo fare con la carta igienica? Talmente che ce l'hanno venuti, erano tante, di me non ha lavato 4 volte, si vedono più. Ma una volta dare conto quando ti hai detto tu registri vicino a me, ma perché me l'hai dato? No, non mi registri, perché mi hai dato un numero più grosso? Perché il giubbone ci teneva 50 centesimi. 50 centesimi. Permettete un attimo, certi vicino a me, perché me l'hai dato i ciù lunghi? Certi quando ti cresce un po', ti fanno lo stesso. E tu ti tagli l'olio? No, sicuro, dettaglio. Perché le buche. E bucato. Atenaggi. Vai con lo stacchetto per piacere. Regia! O direttore
Sei direttore? Non lo so, direttore, lui c'ha questa cosa che ama il telefonino. Quando va in bagno si porta il telefonino appresso. Quando va a mangiare si porta il telefonino appresso. Ma che sta facendo? Direttore, eccolo, direttore, saluto Sì. direttore, eccolo qua. Dov'è? Pronto? Qua. Babbucci, il direttore. No, il direttore è qua in linea. Oh, dalla Efoli. Fai un saluto al direttore perché c'è. Ti ricordi a Patrizio? Mamma mia. Ti ricordi Patrizio? Il maestro. Direttore, qua a Pacchessa lo posso giurare, lui è nato con Patrizio. Lo volete salutare? Se lo saluto il direttore. Vai, non ti preoccupare. Pronto, maestro. Direttore o maestro? Direttore. Direttore. Direttore, come state? Sono ancora in agenzia. Dice che il tuo panettone. No, panettone, un bafalo. Diglielo. Com'è? Un bafalo. Il panettone è uscito un altro. Ma non vi stacchiare, Allora, un altro panettone nuovo. Panettone napoletano. O bat. O bafalo. O bafalo, non l'ho mai sentito questo panettone. Mai, viola. Ah, è viola, è viola, è è viola. È viola. Vabbè, direttore, comincia a Vabbè, fare, va bene, un bacione, arrivederci, Buon Natale, buon Natale. Buon Natale. Buona Pasqua. Santo buone. Serio. Ci rimi 8 maggio, Dammi non sta mancate, banana. siamo tutti. E 8? I maggio, quando E è? perché 8 maggio? Gli 8 di Ceggio, è 8 di Ceggio. Ciao direttore, un bacione. Non ce la faccio, per Dio, non ce la faccio. Scusate, volevo dire 8 dicembre. Bravo. Noi 8 dicembre, stiamo a mangiare. Eustacio. Iaro stiamo a mangiare. Ristorante La Lanterna, Oh, dai ma- nostri amici, Ma Associazione Agenzia Musica. Ma non ragazzi, mo si è fatto domandare, È fatto molto serio. Ci vediamo il 8 dicembre. Ristorante Ristorante La Lanterna. La Lanterna, Lanterna. Lanterna, non Eccolo là, mancate, ci vedi? vediamo. La Ragazzi, pubblicità, vedi? l'ora 21. Come? L'ore... Questa è un'ora legale. l'ore? Illegale. L'ore? L'ore alle 21? Alle 21. Tutto lo show, A che ora? al ristorante La Lanterna, La 8 Lanterna. dicembre. 8 dicembre. Ok, noi Bene. seggia, dicembre, ma l'8 seggia, a città 8 seggia. Allora ragazzi, L'ore 13. è arrivato il momento che onestamente mi tocca a me di rappresentare questo grande, perché la nipote lo sa molto bene, che io sono cresciuto con questo cantante. L'ho voluto bene, siamo quasi dello stesso quartiere. E chi è non si ricorda? Il grande, un applauso, Patrizio Esposito. E io proprio ho voluto invitare la nipote carnale. Il papà e Patrizio sono fratelli. È l'unica che canta oggi, Marica Esposito. Buonasera maestra. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ci possiamo accomodare qua. Mi tempo la chitarra. La vuoi mandare un attimo? No, tu fai guai, lascia stare. Mettiamo un po' la chitarra qua. Si puoi sedere un attimo qua la grande Marica. Marica, tu sai che io ho amato tuo zio. Abbiamo fatto tanti omaggi al grande Patrizio. Siamo cresciuti quasi nello stesso quartiere. Metraggi, Borgo Sant'Antonio Abate, Porta Capuana, siamo nati tutti nel quartiere storico di Napoli. Patrizia è una storia, Patrizia ha fatto cantare tutto quanto, Vola Caldilla, Una discoteca a mare, Papà è Natale, quanti successi, quando, perdonami, eccolo là, un applauso a grande, una sbandata, Vola Cardilla, Vola Cardilla, lo ricordo a Patrizio? Marica, per me è un onore averti invitato qua. L'onore è mio. Di ascoltare il primo successo. O vogliamo ascoltare questo brano che io ricordo molto bene, a Ischia, o l'H Menese, c'era un locale che si chiama Tropical, non mi ricordo bene. Ti ricordi? Io feci un concerto di Patrizio là, ricordo molto bene, negli 83, 87, 88, non mi ricordo bene perché
abbiamo lavorato tanti anni perché io lavoravo con Merlo lo voleva bene a Patrizio, e vi posso dire, questo brano fu in una discoteca a mare e tu la canti benissimo, credimi, la fai bene, mi piace come la canta, e se la regina manda in onda, ascoltiamo una discoteca a mare. Vai regia, quasi pronti, vai, Patrizio, datemi le mani, dai, forte desiderio e da stringere basa. Bella, bellissima, tutta la vita nostra fa inganda. Abbronzatissima, io senza te non posso giocare. Alla discoteca al mare, vieni sola questa sera. T'aspetto, sarò sola e una caccia pure a luna, voglio stare solo con te. In abito da sera, tutta truccata, non metti in te pensiero, il peccato. La tua bellezza sto coro. Andiamo sulla spiaggia a Ciovasa, una discoteca al mare, la canzone per sognare, una notte per amare, il risveglio di noi due, l'alba poi lo porterà. Dai, convinci la mammina ad uscire questa sera. Facciamo sempre un di bene, forte forte desiderio e da stringere basa. Bella, bellissima, tutta la vita nostra fa inganda. Abbronzatissima, io senza te non posso giocare. Alla discoteca al mare, vieni sola questa sera. Io t'aspetto, sarò sola e una caccia pure a luna, voglio stare solo con te. Grazie maestra, brava. Mamma mia. Complimenti. Babusci, mo ci fa tu, Marica, un po' più vicina, grazie. Mo ci fa tu qualche domanda sul cantante Patrizio, che ti ricordi Patrizio, come sei nato, come adesso che sei Allora, rotto il cassetta 7. come si può fare? Io mi sentivo sempre villeggiante. Perché quando io vengo a autostrada, mi sentivo mi sentivo sempre villeggiante. Come faceva, Marica? Come quando stavo che la rotellista, io mettevo una star, mi mettevo sempre La cassetta villeggiante. 7. E ogni tanto ingaggiavo un filare. Ma come era bello, complimenti. Un bacione a mondo. No, bello questo brano. Però c'è un altro brano di Patrizio. Sì, che dopo villeggiante. più famoso ancora, che poi Marica questo è omaggio a me mi piace. Poi dopo Marica c'è un altro ospite, poi c'è un altro ospite, poi c'è il finale. Ascoltiamo veloce. E voi quando venite voi? Io? A Roma. Solo stamattina cantavo.
Maronna, babusci, ma ti una faccia addosso proprio, guarda no. Direttore, stai scherzando? Ti sta bloccando? No. Sì, ti è bloccato, sbloccati, perdonami. Direttore, perdonami, regia, perdonami, ti voglio bene, perdonami Patrizia, perdonami Marica, Esposito, perdonami. E che canzone, perdonami. Stigo che vado da ci fatti gli anni non ci fatto per malvagità l'uomo ci forte vode si può perdere o per ragione o per fatalità ti voglio bene non ti voglio perdere in questi bracci voglio ritornare si dolce volte chiedere a mi aprirò a giorno bene solo a te perdonami a me si sono l'amore mio si avvita e non dovesse più tornarmi già a vasare non sai che male te può fare fermare su uno sguardo t'angannata già è velenosa infame come mia vivere anche una goccia sangue farà stare ti fai scordare che tiene dentro cuore e ti comanda e te può fare Che verso? Io mi sono emozionato a sentire questo brano. Veramente? Perché io quando sento Patrizia, sempre, con la nipote che lo stesso sangue, lo stesso cognome, grazie, perché il papà e Patrizia erano di frate e io ho voluto portare il sangue, capisci? Sì. Che cosa ho detto? Hai buttato lo stesso sangue. Bravo, vedi? Giusto. E chi lo poteva cantare? Patrizio? A nipote, allora è regolare. Marica Esposito. Marica, tu rimani ragazzi, qua. ma seguite questa ragazza, seguite veramente, non ho TikTok e mi sta però a Pero Camaghi, non l'hanno seguito. Camaghi a Pero. Per picchiarmi? No, non mi sta grande. Allora pigliò un missile. Lui sta grande. Un missile grande, che è bravo questa ragazza. Va bene? Ma chi è qua? Un direttore involato, no. Direttore, qua non vola niente. Stiamo parlando non vola. Ma che cosa, direttore? Così faccio da coppa a fresca, ma che vuoi? Parlane poco con il direttore. Portarne qua. Che vuole? Sta un po' balcone, sta pigliando solo, ma che vuole? Sta giocando, non te la mancare. Trasi dai, ti pigliate la bruchita, direttore. Fallo trasi, ma uscire. Perché passa la mosca? No. Un applauso. Grazie perché mi hai... Dopo c'è la finale, ci vediamo dopo, non andare via.
porti il microfono alla nostra TikTok e show, lei Floras. Allora è arrivato il momento di ascoltare ognuno al suo posto, grazie. Vi voglio invitare, se Flora mi prepara l'artista, grande Diego, porti il nome di un grande giocatore del Napoli che oggi fa un anno che è morto, Diego Maradona, e io voglio presentarvi, lo presenterà, babbucci, tu mi stai, un po' gruglio, un po' d'olio. Ok, voglio presentare, presentato Come? Testolio. Signore, come si dice, scusami? Presentatelo. Allora, rappresentato, non lo so, ci dice così. Presentato, da chi? A voi. No, dalla tua amica. Flora. La Mago Jack Flora. No, Flora TikTok. TikTok, si prego. Flora, mi presenti l'ospite, giovane, bravissimo. Signore e signori, Diego D'Amore. Dici, ripeti. Diego D'Amoretto. No, Diego D'Amore. Diego D'Amore, mi fa malirina. Va bene, grazie. Vai. Eccolo qua. Buonasera un altro giovane. Un altro giovane. giovane, vieni qui in mezzo. Stiamo ricasando Perché stamattina sera è mezzo e femmina. A noi a canne cavallo non ci piace. No, ma è vero? No. I cui stanno poco in mezzo a due maschietti? Ti fa piacere? Allora. femmine però. No, ma io lo so, sapevo che io stanno pure tutti quanti si sciupa femmina. Non fa brutte figure, babuscito, direttore, dopo. Ce l'ha sorpresa. Lui lo chiamano sciupa femmina. Sciupa femmina, attento a te, che la femmina è senza corpo. Grande babuscello. Grande Diego D'Amore. Ho detto bene? Sì. Metti il microfono. Diego D'Amore, sì. Presenti il tuo lavoro discografico. Allora, canto questo brano che si chiama Perché mi piace, è scritta da Rolando Riera e arrangiato da Alessandro Sgambati. Sono due grandi amici miei che conosco da una vita, il papà Sgambati, poi il maestro Babusci. Un bacione a Galano Scampati. Anche tu lavori là, eh? Sì, un bacione. Mi associ. Che mi presenti? Perché mi piace. Perché mi piace? Ti piace malamente, ti piace. Eppure a te ti piace nel film, allora che è la prima cosa. È normale, perché pure mi piace la femmina. Senza offese, Babusci. Io mi state bene. Tengo pochi pazzi. Però ogni tanto. Che facevi? Un zero lo faccio. Sai dove sei scendito? No. Mi piace solo. Questo è tutto spontaneo, è tutto naturale, voglio dire, non è niente preparato, è vero? Tu ci scrivi le cose. Preparate, come va preparato? No, dico tu ci scrivi. E io ci scrivo. Tu non sai manco scrivere, tu non sai leggere, non sai scrivere. Ma come? Stavo sulle corte c'è femmina però. Allora tu non sai leggere e scrivere. No, tu non parla proprio perché tu sei più muoio di noi. Signori, un applauso alla nostra Valletta! Ma poi, questa donna, perché lei è donna, sai che butterà a Bari per venire qua? Da Bari? Le 4 treni. 4 treni, fosse a Maronna, diceva via dell'aereo. Perché a Bari sta l'aeroporto. C'è l'aeroporto, che ci sta l'aeroporto a Bari? Sì. Tu l'hai preso? No, a Capriglino. Che hai preso? L'aereo. No, scusatemi. Cosa hai preso? L'aereo. È un altro movimento a 4 ruote. Vola? Babusci, ma tu sei stato pure in Egitto, eh? A Shark e Shake. Come? Shark e Shake. Mamma mia, ha girato un mondo. Tu l'hai capito dove è stato? Sì, hai capito. Quello potremmo l'interprete, vieni qua, guardiamo la telecamera. Dove è stato? Sharm el Sheikh. Ho capito, non manchi non so a certo. Oggardo. Oggardo. La città? Sì. Provincia? Lo Shark. Allora. No, questo è fortissimo. Orca. Provincia. Di? Shark. La nazione? In Egitto. In Egitto. Scrivi la vedi. Ma stai in macchina tutta l'agenzia dei viaggi che fa viaggi estivi. Ma perché stai in macchina tutta la cosa, no? Ma perché mi sto bloccando belle buone babbucci? No. Ma che è? Si sta bloccando però. Guarda la telecamera. Tu fai il cantante? Sì. Tu devi fare il cantante. Come?
E che mi canti? Perché mi piace? E che ci vuoi a fare cantare? Andiamo, maestro, su. Cantiamo, musica, vai, musica, maestro. Musica, babusce, musica. Musica, vieni da Sì, quanto è bella, solo sapevi che ancora mi fa tremare. Sì, è una stella, caduta in coppa terra e che luce fa. Sì, sai il suo nome, ma non tengo coraggio a fermare. Ma si succede, sicuramente le ricetta così. Ma tu mi piaci, perché si dolce, l'unica sola che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piaci e lì va pace, a chi ti incontro fai su una cattivazza. Io sono sicuro forse può capita, che prima roba ci potessi provare. Perché mi piace. Sì, sto cagnando, mi sto accattando i panni per te piacere. Sì, c'è sta gente che dice inutile perché non te può. No, non mi arrendo e faccio pazzo sulla per te vedere. Tu sei per sempre, non sei solo un momento per me. Ma tu mi piaci, perché sei dolce, l'unica sola che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piace e lì va pace, a chi ti incontro fai su una cattivazza. Io sono sicuro forse può capita, che prima roba ci potessi provare. Perché mi piace. L'unica sola che mi resta ogni cosa. Ormai ste cose dall'anima mia, se mi dicessi non potessi morire. Perché mi piace e lì va pace, a chi ti incontro fai su una cattivazza. Io sono sicuro forse può capita, che prima roba ci potessi provare. Perché mi piace. Perché mi piace. Babusce, quanta ferma. Ragazzi, Quanta seguito a firma, questo ragazzo, una bella gioventù. Noi salutiamo un po' Ragazzi, il ci diamo pure a questi ragazzi. Vai giù, Seguimmoci. vai giù. Ce l'ha Instagram? Sì. O tieni Mr. Grant. TikTok. Instagram, sì. Come ti chiamo? Instagram e TikTok? Diego d'amore. Ah, Diego d'amore. Oh, sei Diego io? d'amore. Diego d'amore. Va Tu bene. sai che ti voglio bene. Sì, lo so. Vogliamo salutare la nostra agenzia che organizza tutti Sì, gli sì. eventi per la Campania in tutta Italia, in Puglia, in Sicilia. Salutiamo la S Music di Antonio e Stefano. Due grandi, due personaggi, ecco la pubblicità, sono quelle che danno il lavoro a bacione. voi. Sì, grazie. Grazie per Inchinatevi, tutto per la Babusce, gentilità. inchinatevi, inchinatevi. Inchinatevi, prego. Inchinatevi davanti a questa grande agenzia. Italiani, non tu. Italiani. Ok, si pigliano tutto. Tu non sei italiano. Voi dite perché è italiano? Non è italiano. Non è italiano, perché non è No, italiano? perché sei italiano. Poco, Leo. È povero italiano. È un povero italiano, ho capito bene? Bravo, Leo. Io mi lavo, tu ti lavi? No, a K2. Ah, K2. Allora, poi fatta la doccia, la metta a K2. Allora? Ma è bello. Allora, voglio dire questo, cari amici miei che ci seguono da casa. Lui veramente è così. Schietto. Un fischetto. E che hai detto? Dove fate ridere? Lui è così, schietto. Non passerà la striscia. Perché mi fanno verbale. Scusate, brigadiere, non lo faccio più. Lui
è schietto. Bravo. Che cos'è? Hai capito? E mi sono il numero. Non ci messo l'oggi dopo tu. Allora, lui... È bloccato, Tu ti sei bloccato, papuscello, va, sbloccati. No, io non sono bloccato. Papuscello si è bloccato. A sta panza, cioè, come c'è proprio a sta panza? Dammi un consiglio. E via scuola. E che fa? Ma che è sta giacca qua? Perché? Che mangia mangiare scuola. Non ce la fa, uscite la panza. È bello della diretta, ragazzi, questo è naturale, non è preparato, è preparato questo? Ancora, come preparato la cena? No, la cena, ma tu mangi sempre? Ma come state bene? Pure tu stai troppo E bene. là sei una puzza, Stai dai, troppo questo bene. Come sta? È giovane, Sta vedi? fino Romone, sta. Vedi qua, ma Da corte c'è chi femmina. t'ha vestito? Ti hai rotto il rone? No, ma... Chi t'ha vestito? A Matini, chi t'ha vestito? Faccia la In prima mano. Hai capito? Ma la telecamera sta là, proprio uscito. Scusatemi, direttore, non lo Sì. so. Chi t'ha vestito? Lavanderia. Lui quando sta da vestire, la tretta per la lavanderia, o piglio, lo metti in la lavatrice, lo lavare pure lì. Bravo. Così o no? Gente, Cose pazze. Chi te l'ha lavata a lavare? Ma tu stai zitto, tu. Tu fai solo guai su TikTok. Fai guai, fai guai. Oh, belli mamma. Mamma mia. Lei no, Ma che Lei vuole no. questo venditore? Lei no. Ma che vuole questo venditore? Ma io non lo so. Un altro direttore, per piacere, direttore. Un logo, un mamma mia. Oh, te la bomboletta. Ah, che ti Mamma buttato. mia. È una novità, una novità, una novità. Ha voluto fare una cosa no? Ah, Ma sì, la prima cosa, tu vieni con me a mio porto di Milano. ma io per camminare sul mare. Perché non sei il suo porto. Che sto giù. Milano Marittima. Allora, Milano Marittima. io porto di Milano. Allora è venuto un'altra persona che vuole bene tanto a lui e anche a Bonavita, Gaetanino. Veramente. Ore? Ore? Quando mangiamo puzze cocce di stasera, hai capito no? Papà, anche portando sparo le cipolle, capito? Madonna mia, dove sta Gaetanino? Dove sta Gaetanino? Gaetanino! Dove stai? Sono cadrà! Io non ti vedo! Sono fratto, pure Ma dove sta? Oh! pure ti fa! Ma che hai fatto sviluppo? Sì. Ma quando si sviluppa? Sono cresciuto! E fatto pure a babbo? Miracolo! Ma io me ne vado, arrivederci! Gaetanino, un grande! Un bacione. Un grande! Ma io ricordo Gaetanino, quello è un ragazzo piccolo, è così bello! Ma che è questo cosa brutto? Ma chi l'ha fatto così? Oh, Questo è un intruso! ma che sei messo sul giornale ancora? No, chi si sa pigliato? Si è pigliato, attento, al stanzetto dei figli miei, se l'ha tagliato, si è fatta tutto. Ah, un po' piccolonetto, che metti? Un umile, che metti, perché tu che ne sai? Signore, è arrivato il momento di salutarti. La prossima puntata ti abbiamo qua perché un brano è bellissimo e dobbiamo sponsorizzare questo brano. Se noi facciamo sentire più musica, la gente non la facciamo concentrare su questo brano, è vero? A me mi piace questa canzone, tu che dici? Pure a me mi piace. Ti piace? Allora questo va stasera, adesso in diretta anche su YouTube, se qualcuno non vuole vedere la televisione, andate su YouTube, RTN YouTube, canale ufficiale in tutto il mondo. O sai che ci vedono tutto il Ma mondo? ti lo schipare? Un schipare. Che significa, mo? Ho messo. A pausa, vedi? Un fritto pesce alla funa, ci capite pure? Bravo. Un applauso a Babbo Scio. Un applauso. Ma tipo scripal, perché lo scripal Bravo. è che Boh. tu l'hai capito? L'hai inventatissimo, secondo me? Ma l'hai inventato tu? No, quello si dice proprio. Si schipare. Allora, tutti quanti qua, tu stai con me, mi piace. Allora, lui è stato battezzato da un grande che è il maestro Leo Ferrucci, che noi salutiamo tutti quanti, l'abbiamo ospite qua perché lui sarà quello che presenterà. Questo ragazzo che tu pensi che l'hai ascoltata a un'altra televisione, il live omaggio a Nino D'Angelo, ti ricordi? Allora. Allora, ma canta sempre però. Lui è bravissimo. Presentiamo un live che abbiamo preparato per questo bravo cantante. Ce lo presenta? Lo voglio presentare io, posso? Sì. Lo posso presentare? Sì. Mi dà l'autorizzazione?
Questo nome l'ho messo io, ce l'ho inventato io questo nome, perché lui non sapeva come si era chiamato, ma lui canta bene e lui si chiama Tommy Valentino. Un applauso ragazzi, eccolo qua. Buonasera maestro. Qui c'hai il microfono, il collega, lui è un collega tuo, questa deve essere una famiglia, una grande squadra. Sì. Tu dici perché? Perché ragazzi, se noi ci uniamo, noi con una grande umiltà, mi dai la centrale? Mi dai la centrale per piacere? Scusa, scusa. Chi è? Scusa, ma ci dai? Il direttore allora. Il direttore mi ha la cabina elettrica, direttore! Direttore, io voglio mandare. Non se ne può che ci dai. No, io c'è sotto, non ha già cantato. Nunzio, voglio, questo è molto importante, carissimi amici. Allora, questi giovani, è un messaggio che voglio mandare a chi non ha possibilità di promozionarsi, perché quando noi andiamo a vedere, perché io lo so molto bene, perché ne ho lanciato artisti, Tony Columba, abbiamo visto crescere tutti i cantanti che oggi sono bravi. Io vengo da una grande scuola che si chiama Mario Merola, che mi ha imparato moltissimo quando abbiamo fatto la festa sul paese e suo signore, che si chiama Babuscello, a Maronna Raniva, una grande chiesa che io conosco bene. Abbiamo fatto la festa di 4 accade, si chiamava così, Abbiamo fatto con un bacione pure a Peppo Sorrentino. Peppo Sorrentino, amico mio, Sì. Peppo. E pure a Mario Trani. Mario Trani lo conosco da una vita, anche lui, e salutiamo veramente a tutti quanti, perché quella festa era talmente popolare che si erano oltre 100.000 persone, si bloccavano i vicoli, talmente che era forte che dei fastidio come hanno ruotato la messa. Babusci era una bella festa, io ricordo. Io mi metto nella volta. Ricordo che Mario Merola... Ma quello mo finisce l'articolo 19. Si finisce il virus. Ah, non ho capito. Il virus, ma finisce. Ma chi ti ha mandato traga? Se c'è una pubblicità a favore? No. Vabbè, dopo parla a me. Come se tu non puoi, metti. Cara Babuscilla, Sì. la tua città Sì. ha fatto delle belle cose. Allora, ancora fanno belle cose. Ma è facile belle cose, non ti preoccupare. Grazie, ma Perché il città, grande Mario Merola, scusatemi, all'epoca presentò, mi ricordo bene, che passava pannanzi a me un cetto che oggi è la storia, anche lui, che si chiama Nino D'Angelo. Un applauso al maestro Nino D'Angelo, che si è tagliato qua Nino D'Angelo e qua Mario Melo. Sono, senza pigliare contro nessuno, sono due grandi artisti che amo moltissimo. Mario Melo è la mia scuola. E dice, vicino a Nino D'Angelo, dice, tu vuoi giù? Quella da Podunà, popolo della Torre del Greco, Torre Annunziata. Perché non mi ricordo se era Torre del Greco o ma Torre Annunziata. Torre Annunziata. Ma da Podunà, perché Nino D'Angelo è stato con me in America. Non ce la fa, è venuto stanco qua a cantare con voi, in mezzo a questo grande pubblico. Queste sono le parole del grande Mario Merola. Chi conosce la storia mi può anche confermare questa cosa. E disse, Nino D'Angelo, non ti preoccupare, quel popolo ti apprezza, perché tu sei un grande artista e diventerai più grande ancora perché sei umile. Questo messaggio lo voglio mandare a questi due giovani dietro di me. Prima cosa l'unità, scuola, educazione, scuola di canto, è importante, diaframe, e non stanno al mondo mai a capo. Pure se non tenete soldi, ma non a voi, io non voglio offendere a nessuno, piano piano si arriva, perché quelli che cacciano i soldi si vedono perché cacciano i soldi. Chi non tiene i soldi vi credete che sta nell'ombra, non è vero, perché chi non tiene i soldi e sa cantare e acquisisce il pubblico, l'ha acquisito con il cuore, con i sentimenti e con l'onestà. Quello è vero pubblico. Ok? Il messaggio a tutti i giovani della canzone napoletana. Che mi fai sentire? O mangiando al grande Nino D'Angelo. Una sua canzone forte, fotoromanzo. Fotoromanzo e regia, siamo pronti? Siamoci qua, vieni anche tu qua, siediti qua, sei giovane, vieni vicino a me. Allora, noi siamo arrivati poi al punto di salutare. Andate su YouTube, vedete sempre la replica, ogni giovedì alle 21:30 su questa grande emittente 600-07. Trasmettiamo in HD, andiamo anche in diretta con Babuscello
Un bacione a tutto il pubblico di Papucci TikTok. Un bacione a tutti, un bacione a tutti. Vediamo a tutti quanti qua, ragazzi, a Marica e a Floro, tutti un po' Mm. indietro per piacere, un passo indietro. Si mette qua il personaggio che deve cantare il brano dell'anno, tutti quanti insieme. Se la regia è pronta, siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Mi chiamo Massimina e sono napolitana, n'aggia pigliata trena, tra Napoli a Milano, e quando vago fuori non so come Gigina, Camera lo riceve, porta da cartolina, si guardi il nuovo al subio, o meglio può trovare, prima era individuale, ma sono SPA, e come un voto d'onda, è autonomo e cammina, ti tengo i fantasmi! Massimina, potere fantasmina, è arrivata Massimina, Maxi Show, Maxi Show. Massimina, potere fantasmina, è arrivata Massimina, Maxi Show. Tengo una motorina, ma pare un magazzino, e tutti i giorni faccio lì per coppa e magellina, Lauciano, Lucicina, ma mercata e mercatino, ormai giro una voce. E quando la volta frama firmata la finanza, i gusta bozzanguola e l'ora cavaletta annanza. Favorisca i documenti. Brigadier sono Massimino, io postero verbale ci vennevo fantasmina. Massimina, potere fantasmina, è arrivata Massimina, Maxi Show, Maxi Show. Massimina, potere fantasmina, è arrivata Massimina, Maxi Show. O fantasmina mia la piace a tutto quanto, o tengo coordinata che Sabina che mutanda, o tengo a stella striscia a colore a puà, o tengo pure termica se io tempo può cagnare, ci metto l'antifurto e si sono a rubare, o che frena a dischi ci pensi a te fermare, o fantasmina a cialda che fa pure un caffè, o fantasmina elettrica benissimo a te, blindate, corazzate, resiste a forza e logni, se io metto in dall'acqua neanche là si spogna, si viene a varca al mare e a vela luce sta, metto i fantasmina a varca fai qua, e a mattina quando era poco mattina e non trovo fantasmina, contatta a Massimina un coppo telefonina, e si fa non lo trovo come ti piace a te, piglia là che ho cartone e tu cosa innanzi a te. Massimina, potere fantasmina, è arrivata Massimina, Maxi Show, Maxi Show. Ma fine si la rendo comodina, ma chi te veste stamattina, ma l'hai conosciuta a Massimina, e i fratelli non sono Clementina, sono Massimina, sono correre fantasmina, voglio di carità, non so che brutto in mezzo campo che fai, io che fra. Voglio ricordati una cosa, la vera ricchezza si trova nella povertà, ci pigliate Napoli in braccio e te l'hai portata qua, questa è la realtà, ove subi a papà, Marcellina e mamma, io sono il figlio di questa bella città, voglio l'emozione, perciò sto qua, non devo scordare. Massimina. Un bacio a tutti, grazie, buonasera e buonanotte. Contattata a Massimina. Va bene ragazzi, un bacione. Oh,